Sono 578 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati ieri in Sicilia, con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,3%. La regione si trova anche oggi all'11° posto nel numero di nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 4.096. Gli attualmente positivi sono 26.597, ovvero 429 casi in meno rispetto a ieri. I guariti salgono a 986. Negli ospedali tornano così a diminuire i ricoveri, adesso sono 908, 22 in meno rispetto a ieri, ma salgono invece i ricoveri in terapia intensiva, dove adesso sono 132, uno in più rispetto a ieri. Questi i dati distribuiti nelle varie province della regione: Palermo 265 casi, Catania 123, Messina 66, Siracusa 40, Enna 20, Caltanissetta 17, Trapani 17, Ragusa 14, Agrigento 16. Il diffondersi di varianti di coronavirus sta provocando l'aumento dell'indice RT nazionale, così molte regioni si preparano a cambiare colore a partire da lunedì. Non sarà così per la nostra Sicilia, che con un RT pari a 0,71 resterà in zona gialla, con un rischio ancora basso certificato dall'Unione Europea, che ha inserito la regione tra le aree meno pericolose. La situazione non è comunque da sottovalutare, i dati infatti parlano di un rialzo dei contagi anche in Sicilia e la curva epidemiologica ha ormai esaurito la sua spinta verso il basso, tornando a puntare verso l'alto. Intanto sentiamo le ultime notizie del commissario dell'ASP di Agrigento, dottor Zappia. Questa volta, diversamente dalle altre, non vi darò dati, non vi leggerò numeri, ma vi accorgerete che, ringraziando a Dio, stiamo riuscendo a mantenere il contagio in numeri leggermente decrescenti. Lo vedete dalle tabelle, oramai capite bene come funzionano, vedete il solito paghiderma, vedete anche i numeri, ma sono numeri che per fortuna fino adesso sono in una decrescita, diciamo, costante, anche se non veloce. Quindi la notizia positiva è che ci stiamo mantenendo con un numero di contagi contenuto. Oggi invece vorrei focalizzare la vostra attenzione sulla campagna vaccinale. Cosciente io e coscienti tutti del fatto che questa è la chiave di svolta di questo affronto, di questo approccio alla pandemia. E la nostra ASP si sta organizzando, così come tutte le ASP della nostra regione, si sta organizzando per poter essere pronti alla vaccinazione di tutta la popolazione. Sapete che in questo momento noi stiamo vaccinando le forze armate, le forze dell'ordine e tutto il personale della scuola, docente e non docente. E allora vi rappresento un po' l'organizzazione, considerando che stiamo lavorando su due linee, AstraZeneca e Pfizer. AstraZeneca è il vaccino che è riservato a forze dell'ordine, forze armate e personale della scuola. Pfizer invece abbiamo già iniziato settimana scorsa con gli ultraottantenni. E allora noi abbiamo previsto e abbiamo messo in campo già con l'aiuto dei direttori di distretto e i direttori dei presidi ospedalieri una serie di punti vaccinali che in questo momento ci consentono di poter affrontare la vaccinazione in maniera ordinata e in maniera anche, se me lo consentite, confortevole nei confronti di chi la deve ricevere. Io personalmente ho fatto il giro dei punti vaccinali e devo dire che l'accoglienza che è stata riservata soprattutto ai nostri anziani mi ha lasciato parecchio soddisfatto. Un nome per tutti, ma non è sopra tutti, lo cito perché l'organizzazione era veramente pregevole, è quella di Canicattì, dove al quinto piano dell'ospedale avevano organizzato orari differenziati, sale differenziate per anziani e per le forze dell'ordine, presidiato da infermieri, presidiato da amministrativi, presidiato da medici che garantivano la sicurezza dei nostri pazienti. Allora, vorrei dirvi che per AstraZeneca noi abbiamo previsto un bel numero di presidi vaccinali. Abbiamo il PTA di Agrigento
in via Giovanni XXIII, abbiamo il PTA di Favara in via della Sanità, il PTA di Canicattì in via Pietro Micca, il PTA di Bivona in via Benedettini, il PTA di Cammarata in via Firenze, il PTA Licata al centro Croce Rossa di via Panepinto, Palma di Montechiaro, Villaggio Giordano, via delle Vittime della Mafia, il PTA di Sciacca presso il presidio ospedaliero di Sciacca, il PTA di Menfi in via Raffaello 136, il poliambulatorio di Ribera in via Circonvallazione. Assieme a questi abbiamo sempre, tutti quelli che ho appena finito di dire sono AstraZeneca. Sempre per AstraZeneca abbiamo raddoppiato prevedendo una vaccinazione presso i presidi ospedalieri. Presidi ospedalieri quindi sia di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca, che affiancheranno in ambulatori diversificati, quindi con linee di servizio diversificata, la vaccinazione AstraZeneca, Forze dell'Ordine, Forze Armate e personale docente e non docente, accanto al Pfizer, che adesso invece vi dico che sarà organizzato per gli ultraottantenni nei presidi ospedalieri.